Buongiorno gentili telespettatori, ben ritrovati con il consueto appuntamento informativo di Telefriuli. Oggi, 1° novembre, è la festa di Ognissanti, folla nei cimiteri di tutta la regione per onorare appunto i defunti. Cerimonia solenne nel Duomo di Udine, dove l'arcivescovo Andrea Bruno Mazzoccato ha definito i santi, specie quelli della Porta Accanto, la cura per l'individualismo e per la mancanza di responsabilità. I santi sono la cura contro l'individualismo e la mancanza di responsabilità di cui tutti ci lamentiamo. È il messaggio lanciato oggi, festa di Ognissanti, dall'arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzoccato durante la messa solenne in Duomo. Ci si lamenta dell'individualismo che è come un tarlo che si è insinuato nelle coscienze e porta le persone a aver bisogno di pensare prima di tutto a se stessi, al proprio interesse, e così si perde il senso della responsabilità. Nell'omelia, Monsignor Mazzoccato ha invitato a prendere esempio non solo dai santi del calendario, ma soprattutto da quelli della Porta Accanto, come li ha definiti Papa Francesco. Persone cristiane che abbiamo conosciuto molto bene, perché magari per anni ci sono stati anche fisicamente e affettivamente vicini, siamo stati con loro. Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente, nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. Andiamo adesso al cimitero monumentale di Udine. Per noi c'è collegata in diretta Isabella Gregorato. A te Isabella. Grazie Alberto, buongiorno ai nostri amici telespettatori. Qui al cimitero principale della città di Udine l'affluenza è praticamente continua, addirittura mi hanno riferito che sono addirittura già 3 giorni che questa affluenza è così. Ci sono tante persone che intendono ricordare i propri cari, portare un fiore, anche se la commemorazione dei defunti è prevista per domani. Comunque in Friuli Venezia Giulia è tradizione, anche perché oggi è un giorno di festa, domani sarà un giorno lavorativo, è tradizione proprio visitare i cimiteri, soprattutto il giorno di Ognissanti. E dobbiamo anche dire che nella notte, perché ci sono anche tante tradizioni che sono molto sentite anche nella nostra regione, ci sono tradizioni sparse in tutta Italia, in modo particolare nella notte fra Ognissanti e la commemorazione dei morti. È uso mettere, soprattutto in alcune comunità, mettere fuori della porta, lasciare la luce accesa e mettere fuori della porta un secchio d'acqua e lasciare del pane, questo proprio per ricordare i morti. Altro aspetto è che ogni anno in cimitero, quando c'è la possibilità di andare a visitare i propri cari, c'è la possibilità di incontrare anche tante persone che magari non si erano viste per lungo tempo. Quindi un momento di raccoglimento, un momento di fede, un momento di ricordo e di grande commozione. E qui dal cimitero di San Vito è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella. A Gonars è stata rinnovata la celebrazione nel cimitero in ricordo dei morti provenienti dalla ex Jugoslavia internati nel campo di concentramento di Gonars stesso, e lì è stata svelata l'intenzione della giunta comunale di edificare un nuovo monumento. Ci sono delle novità per quanto riguarda questo 1° novembre. Allora, la novità di quest'anno è che vorrei realizzare un monumento ad unione tra i 3 stati, Slovenia, Croazia e la Repubblica Italiana, per far sì che le frontiere non ci devono essere mai più, ma si devono costruire ponti. Questo monumento sarà realizzato con il simbolo della bandiera bianca e sarà realizzato con il simbolo dei ponti, appunto a dimostrazione di questa volontà, forza di unione tra i 3 stati.
È un'iniziativa partita parecchi anni or sono, un rapporto forte tra comunità croata, slovena e la comunità di Gonars, che tristemente è stata interessata da un campo di concentramento, e quindi è importante mantenere viva questa memoria affinché fatti del genere non abbiano più accadere. Qui a Gonars a celebrare con questa cerimonia di fatto la fratellanza tra i popoli sloveni, croato e italiano. Oggi nasce invece con la collaborazione, penso che qui da Gonars possa nascere un grande invito alla pace tra i popoli. La guerra non risolve nessun problema, la violenza non risolve nessun problema, è la convivenza civile, la capacità di gettare ponti e di confrontarsi che può far sì che i popoli vivano in comunione e vivendo in serenità possono anche progredire e dare speranza al futuro. Andiamo a Tavagnaco, qui si è reso omaggio al cimitero dei caduti inglesi nella Seconda Guerra Mondiale, un modo per ricordare chi ha sacrificato la propria vita per liberarci, ha chiosato il sindaco Lirutti. Oggi festa religiosa, ma qui a Tavagnaco cosa si ricorda? Ma ogni anno facciamo visita qui al cimitero degli inglesi per ricordare il contributo che gli alleati hanno dato alla lotta di liberazione. Qua ci sono 415 giovani caduti di tutto il Commonwealth. Quindi ogni anno con gli alpini, con le altre associazioni d'arma ci ritroviamo qua per rendere omaggio a questi caduti, al contributo che hanno dato per la nostra democrazia, per la nostra libertà, e tra poco arriverà anche la staffetta alpina. E intanto questa sera, per celebrare proprio la ricorrenza di Ognissanti, lo scrigno sarà trasmesso in diretta dalla Fiera dei Santi di Rivignano, una delle più antiche feste del Friuli Venezia Giulia. Daniele Paroni, a partire dalle 21, ci porterà alla scoperta della fiera millenaria tra bancarelle e celebrazioni. L'esercito ha iniziato a pattugliare le zone più sensibili della città di Udine. Ieri sono partite le ronde militari per sorvegliare in particolare Borgo Stazione e l'ex caserma Cavarzerani, due delle aree considerate più a rischio del capoluogo friulano. Anche Udine, come già avvenuto per diversi capoluoghi d'Italia, entra a far parte dell'operazione Strade Sicure. Sono partiti ieri i pattugliamenti dei militari della Brigata Ariete lungo le zone più sensibili del capoluogo friulano. A bordo di un Defender i soldati sorvegliano principalmente Borgo Stazione, tra Piazzale Cella e Piazzale D'Annunzio, e via Cividale, ovvero l'arteria che collega l'ex caserma Cavarzerani, dove alloggiano circa 600 richiedenti asilo, e il centro città. Le strade più battute dai militari armati e in mimetica sono via Roma, via Leopardi, via Europonita, via Battistage, via Cicconi e le due stazioni, quella dei treni e quella delle corriere. Non di rado, durante le ronde, la camionetta si ferma e i 3 soldati in servizio si appostano per alcuni minuti a monitorare la situazione e a far notare la loro presenza rassicurante. L'attività è articolata su 4 turni da 6 ore ciascuno ed è finalizzata soprattutto ad aumentare la percezione di sicurezza del territorio. Il presidio militare, lo ricordiamo, era stato richiesto a gran voce dai residenti, da qualche commerciante, suggerito dai diversi politici locali, dopo alcuni episodi di violenza registrati negli ultimi mesi e a seguito del continuo spaccio di stupefacente, purtroppo mai debellato nonostante gli innumerevoli sforzi. La cronaca ha perso la vita all'alba di oggi, investita da un'auto a Paderno del Grappa. Siamo nel Trevigiano. La vittima è Miriam Ciobanu, studentessa di 22 anni, residente con i genitori a Fonte, ma originaria di Tolmezzo. Il conducente della macchina stava viaggiando verso proprio il comune di Fonte quando, per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha travolto la giovane uccidendola sul colpo. L'automobilista era alla guida di un Audi ed è stato ricoverato in ospedale in stato di shock. Gli idrocarburi sversati in acqua domenica sera a Porto Nogaro non sono assorbibili con le panne, nonostante stamattina siano stati posati altri 70 metri di salsicciotti. Domani arriveranno ditte specializzate che provvederanno di fatto ad aspirare la parte oleosa. Altri 70 metri di panne sono quelli che questa mattina sono stati posati in acqua, in aggiunta ai 62 salsicciotti già presenti, dai militari della Capitaneria di Porto e dai volontari della Protezione Civile per cercare di contenere lo sversamento di idrocarburi avvenuto domenica sera a Porto Margaret, a San Giorgio di Nogaro, in un canale parallelo a Via Fermi. La parte oleosa, estesa su una superficie di oltre 250 metri quadrati, risulta difficilmente assorbibile dai salsicciotti. È per questo che domani alcune ditte specializzate saranno chiamate con un'apposita strumentazione ad aspirare la sostanza inquinante che altrimenti sarebbe destinata a rimanere lì, aumentando i rischi di inquinamento ambientale.
In attesa dell'esito degli esami dell'ARP sui campioni prelevati ieri, sul fronte delle indagini al momento non è ancora stata attribuita la responsabilità dello sversamento. Le ipotesi restano comunque due: gli idrocarburi potrebbero essere stati abbandonati in acqua da una nave oppure da una delle aziende che opera nella zona di Aussa Corno. Notte di eccessi, quella per Halloween, quella che è appena trascorsa. Numerose le chiamate di soccorso giunte al numero unico per le emergenze 112 e alla centrale operativa Sores di Palmanova, soprattutto per giovani che avevano abusato di alcol. I maggiori interventi del personale del 118 si sono registrati a Udine e Trieste città. La Tisana in località Crosere, alle 23:30 si è verificato invece un incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte 4 persone, tutte viaggiavano nella stessa macchina che è finita a rotellaria. 2 sono state condotte all'ospedale di La Tisana in codice giallo, le altre 2 invece in codice verde. La Procura della Repubblica di Trieste e la squadra mobile della Questura stanno indagando su diversi decessi avvenuti nel capoluogo giuliano. Si tratta verosimilmente di 2 morti che sono successe per cause naturali, ma la conferma arriverà soltanto dopo le autopsie. Saranno le autopsie a fare chiarezza sul decesso di 2 donne in 2 diversi contesti a Trieste. Nel primo caso si tratta di una giovane originaria dell'Est Europa, LG le iniziali, che è stata trovata morta sabato all'interno del salone da parrucchiera Dream in via Foscolo, dove lavorava come dipendente. La 33enne si era chiusa dentro il salone, non presentava segni di aggressione ed era in posizione prona. L'autopsia, come spiega la procura, servirà a chiarire i motivi del decesso, che verosimilmente sono da ricondurre a cause naturali o comunque non per mano di qualcun altro. Dovrebbe trattarsi di causa naturale anche il decesso di una donna di 68 anni nella periferia di Trieste. In questo caso la morte risale a giovedì scorso, ma il 118 è stato allertato solamente sabato. In casa con lei c'era il marito, ritrovato in stato confusionale, e per questo è stato ricoverato dopo aver vegliato la moglie per 48 ore. Da una prima indagine non sono emersi segni di colluttazione o qualcosa che facesse pensare a una morte non naturale. Anche in questo caso, a togliere tutti i dubbi, sarà l'esame autoptico. A indagare sui decessi la squadra mobile della Questura di Trieste. La Guardia di Finanza di Pordenone ha sequestrato 87.000 euro a Dimitre Traikov, l'uomo che a fine gennaio aveva provocato la morte delle cugine Jessica Fragasso e Sara Rizzotto, tamponando violentemente la loro automobile in A28. Il sequestro è avvenuto nell'ambito di un'inchiesta sulla sua società di trasporti, la Traikov Trans Ltd, azienda estera con una sede a Chions. Nell'inchiesta Traikov è stato indagato per l'ipotesi di reato di evasione fiscale. La somma poi dissequestrata dai giudici del Tribunale del Riesame è stata ora nuovamente congelata, sempre a titolo preventivo, attraverso un'ordinanza del GIP. Per l'incidente sulla 28, Traikov, ricordiamo, è stato condannato a 7 anni di reclusione. Veniamo ai dati della pandemia da Covid-19. Oggi in Regione sono stati rilevati 981 casi positivi su un totale di 6.660 test e tamponi processati. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 212. Si registra anche il decesso di una persona a Udine. Grandi vini del Collio Goriziano all'asta per completare il restauro degli affreschi della chiesa del convento dei Borboni a Castnievizza. La singolare vendita è andata in scena in una location assolutamente suggestiva, le cantine dello stesso convento che confinano con la cripta dove sono sepolti gli ultimi re di Francia. Con un pubblico di professionisti appassionati ed esperti, i lotti aggiudicati sono stati 14 per un totale di 62.400 euro. Era questa la nostra ultimissima notizia, grazie per l'attenzione, rimanete con noi perché tra un po' continueremo con l'informazione con A Voi la Linea. Grazie ancora per l'attenzione.